Protesta stamani davanti alla prefettura di Agrigento dei lavoratori Asacom del terzo settore per denunciare le condizioni di sfruttamento a cui sono sottoposti. Raccolti oltre 280 tonnellate di rifiuti dal libero consorzio comunale di Agrigento, abbandonati nelle strade di propria competenza. Il presidente della regione Schifani invita alla prudenza e chiede chiarimenti al Ministero delle Infrastrutture per la realizzazione dell'aeroporto nell'Agrigentino. Polemiche per la concessione del Teatro Pirandello al ministro Salvini da parte del candidato a sindaco Longe, replica del candidato a sindaco Gentile: faremo il comizio a Porta di Ponte. Celebrati gli 80 anni dell'autonomia siciliana nei giardini di Palazzo d'Orleans con 400 studenti, iniziativa della Fondazione Chiazzese sullo Statuto siciliano. Controlli notturni dei carabinieri sulla movida a Canicattì, arrestato un uomo di Racalmuto dai carabinieri di Catania in possesso di droga, ancora truffa del falso carabiniere verso un'anziana di 90 anni a Sciacca. Panoramica degli avvenimenti della domenica di calcio, l'Agragas conquista la finale regionale dei play-off ai calci di rigore. Buongiorno, benvenuti col nuovo appuntamento di TV Notizie di oggi, 18 maggio, lunedì. Oggi sciopero generale nazionale dei lavoratori e delle lavoratrici delle cooperative e delle imprese sociali del terzo settore per denunciare le condizioni di sfruttamento inaccettabili con paghi da 8 euro l'ora, con una manifestazione che si è svolta davanti alla prefettura di Agrigento. I lavoratori chiedono la statalizzazione del servizio e il riconoscimento professionale nelle scuole. Le interviste. Non siamo extra, siamo essenziali, non siamo extra, siamo essenziali. Questa protesta oggi davanti alla prefettura da parte dell'associazione dei lavoratori Asacom, cosa rivendicate? Allora, oggi lo sciopero è stato indetto per denunciare le criticità di questo lavoro essenziale perché è una funzione fondamentale per gli alunni con disabilità, una funzione che è stata che è garantita dalla legge 104, la stessa legge che garantisce l'insegnante di sostegno, ma con la differenza che la nostra funzione non è internalizzata, e questo genera una serie di criticità che rendono questo lavoro estremamente precario. È in realtà un lavoro a cottimo perché i nostri contratti sono contratti che subiscono continuamente delle variazioni, perché se c'è un'allerta meteo noi non veniamo pagati, se c'è una chiusura noi non veniamo pagati, se c'è un'assenza del bambino, quindi il nostro lavoro è subordinato alla presenza del bambino, subordinato anche, come spesso si è verificato, ai tagli che sono stati effettuati dall'ente comunale, e questo non garantisce al lavoratore di mantenere come diciamo per Costituzione, come per diritto costituzionale, né sé né la propria famiglia. Quindi le criticità ovviamente sono tantissime, però diciamo queste sono quelle principali, oltre al fatto che non abbiamo delle linee guida che teoricamente dovrebbero essere le linee guida regionali e che non vengono applicate né a livello comunale e sostanzialmente a livello provinciale, oltre alla discrepanza che c'è tra i vari comuni, perché spesso per esempio ad Agrigento magari non c'è il foglio firme, e quindi questa diciamo continua rincorrere per esempio l'insegnante a cui altre Asacom sono costrette, dà la sensazione che diciamo fondamentalmente siamo ospiti nelle scuole. Il vostro datore di lavoro allora è l'ente, quindi il comune, no? Allora, il servizio è erogato dal comune, ma viene accreditato alle cooperative. Sostanzialmente noi siamo assunte dalle cooperative, ma è il sistema che diciamo rende poi, cioè esplicita poi tutte le criticità a cui noi siamo sottoposte. Ecco, quanto avanzate in termini monetari, non so, il vostro credito verso le aziende? Diciamo che i contratti della CCNL e MNL dovrebbero garantire una stabilità, ma il problema è
tutte le variazioni che vengono, perché per esempio durante l'estate i nostri contratti si interrompono e quindi durante l'estate noi non percepiamo lo stipendio, tranne insomma la NASPI, perché è costretta ovviamente a farlo. Per cui quello che il lavoratore, tutti i lavoratori a cui viene garantito ai lavoratori, vorremmo che venisse garantito anche a noi. Ecco, oggi protesterete, andate direttamente dal prefetto, cosa vi aspettate? Allora, lo sciopero diciamo che vuole manifestare il nostro dissenso anche per il testo unico. Il testo unico che diciamo nasce dalle ceneri del 236 che prevedeva l'internalizzazione e la stabilizzazione al MIM. Oggi tutto questo praticamente si è polverizzato perché il testo unico non prevede le stesse funzioni così come nel testo precedente, ma sostanzialmente lascia la discrezionalità agli enti locali e provinciali rispetto appunto all'internalizzazione. Questo significa che si creerà ancora di più una spaccatura tra quelli che sono i comuni virtuosi che possono permettersi questa stabilizzazione, questa internalizzazione, e altri che invece non possono. Oltre al fatto che proprio perché non è diciamo un obbligo, e quindi non sappiamo che cosa succederà in tutti i comuni. Inclusione, presenza e dignità! Inclusione, presenza e dignità! Inclusione, presenza e dignità! I diritti non sono privilegi! 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 Siamo qua tutti insieme per chiedere la statalizzazione! La statalizzazione! La statalizzazione! Prosegue l'impegno del Libero Consorzio Comunale di Agrigento nella bonifica delle strade provinciali dagli ingenti quantitativi di rifiuti abbandonati lungo i tracciati, che ha portato nel primo quadrimestre di attività del 2026 alla rimozione di oltre 235 tonnellate di rifiuti di ogni tipo al nostro servizio. Prosegue l'impegno del Libero Consorzio Comunale di Agrigento nella bonifica delle strade provinciali dagli ingenti quantitativi di rifiuti abbandonati lungo i tracciati, un'attività che l'ex provincia effettua ai sensi del nuovo codice della strada su tutta la rete viaria di propria competenza, strade provinciali, consortili ed ex regionali, e che ha portato nel primo quadrimestre di quest'anno di attività alla rimozione di oltre 235 tonnellate di rifiuti di ogni tipo. Tra questi spiccano purtroppo oltre 8 tonnellate di manufatti contenenti amianto, materiale estremamente pericoloso che provoca un aumento essenziale dei costi di raccolta, che deve essere opportunamente trattato per la messa in sicurezza e il conferimento del centro di stoccaggio di Carini. Sono state raccolte oltre 37 tonnellate di ingombranti e rifiuti speciali, tra cui pneumatici, dismessi, plastica, legno, e oltre 4 tonnellate di guaine bituminose. A questi vanno aggiunte oltre 28 tonnellate di materiali di risulta provenienti da demolizioni di fabbricate e ben 155 tonnellate di rifiuti solidi ordinari. L'attività di bonifica è stata svolta dal Libero Consorzio su tutte le strade dei comparti delle imprese con recuperi di Caltanissetta, aggiudicataria dell'appalto. Per la bonifica del territorio dei rifiuti del Libero Consorzio ha stanziato ben 400.000 euro nel biennio 2025-2026. Si tratta di una somma notevole, ha dichiarato il presidente del Libero Consorzio di Agrigento Giuseppe Pendolino, che purtroppo toglie risorse ad altri settori ugualmente importanti. Abbiamo così potenziato le attività di controllo e repressione sul territorio agrigentino, ma è chiaro che l'estensione della rete viaria di nostra competenza non consente di eliminare del tutto il fenomeno. Nell'auspicare il maggior senso civico da parte dei cittadini, voglio ricordare, conclude Pendolino, che l'abbandono dei rifiuti da qualche anno è stato elevato a reato contro l'ambiente, con sanzioni penali che comprendono tra gli altri la sospensione della patente di guida, il sequestro dei mezzi e multe fino a 20.000 euro.
Il presidente della regione siciliana, Renato Schifani, invita alla prudenza, chiede chiarimenti al Ministero delle Infrastrutture dopo l'annuncio fatto dal ministro Matteo Salvini per la realizzazione di un aeroporto nel territorio agrigentino. Ritengo opportuno attendere di conoscere ulteriori e più precisi dettagli sul progetto da parte del Ministero delle Infrastrutture, ha detto il governatore. Si tratta di un tema certamente rilevante per il nostro territorio che merita di essere affrontato con la dovuta attenzione attraverso una programmazione basata su dati concreti. Il mio governo, afferma Schifani, guarda con attenzione a tutte le opportunità di sviluppo per Agrigento e per il territorio. Il ministro sarà nella città dei Templi giovedì al Teatro Pirandello per illustrare il progetto del futuro aeroporto. E sulla concessione del Teatro Pirandello di Agrigento per la convention della Lega, che si terrà il prossimo 21 maggio al Teatro Pirandello alla presenza del ministro Matteo Salvini, interviene oggi il candidato a sindaco Dino Alongi affermando, apprendo dalla stampa, che il Teatro Pirandello ospiterà con il pretesto del progetto aeroporto ad Agrigento un incontro politico negli ultimi giorni di campagna elettorale con la presenza del ministro Matteo Salvini, leader della Lega, e del candidato a sindaco Gentile. Afferma Longi, dispiace constatare come il Teatro Pirandello negli ultimi anni si sia trasformato sempre più in un centro congressi, ospitando manifestazioni che poco o nulla hanno a che vedere con la cultura e lo spettacolo. Il Teatro Pirandello è un luogo simbolico, un presidio culturale che dovrebbe puntare a eventi di pregio e non essere messo a disposizione dei partiti politici per una convention o passerelle, soprattutto in momenti delicati come una campagna elettorale. Lo scalo aeroportuale, conclude Alongi, deve essere pensato come infrastruttura strategica per l'intera Sicilia centro-meridionale e non come una bandiera politica o del territorio. E sulla visita di Salvini arriva quest'ultima ora da parte del candidato a sindaco Luigi Gentile, che afferma: rinunciamo alla location del Teatro Pirandello perché riteniamo che la presenza istituzionale di Matteo Salvini possa essere l'occasione per un incontro aperto a tutta la città. Il teatro non avrebbe potuto contenere tanta gente. Per questa ragione giovedì prossimo 21 maggio parleremo agli agrigentini a Porta di Ponte, luogo simbolo dell'accesso alla città di Agrigento e fulcro del centro storico. E sempre in tema di politica, martedì 19 alle ore 11:30 presso Porta di Ponte ad Agrigento si terrà un importante momento di confronto politico promosso da Fratelli d'Italia alla presenza dell'onorevole Giovanni Donzelli, dirigente nazionale del partito. All'iniziativa prenderanno parte il candidato sindaco Dino Alongi, candidati di Fratelli d'Italia al Consiglio Comunale, dirigenti e parlamentari del partito della Meloni, per illustrare ai cittadini il programma e le proposte per il futuro della città dei Templi. L'incontro rappresenterà un'occasione per affrontare i principali temi che riguardano Agrigento: sviluppo economico, infrastrutture, sicurezza, valorizzazione del territorio, turismo e servizio ai cittadini, con l'obiettivo di costruire una prospettiva concreta di crescita e rilancio per la nostra città. Renato Schifani ha celebrato nei giardini di Palazzo d'Orleans di Palermo l'80° anniversario della promulgazione dello Statuto autonomo della Regione Siciliana, insieme a 400 studenti provenienti da tutto il territorio palermitano. È stata una giornata all'insegna della partecipazione e dell'educazione civica, pensata per avvicinare i più giovani alle istituzioni e al significato dell'autonomia siciliana. Nel corso dell'incontro il Presidente ha sottolineato il valore dello Statuto autonomo come strumento vivo e attuale. Sentiamo lo stesso Presidente Schifani. Uno statuto deve essere uno statuto vivente che naturalmente deve adeguarsi alle esigenze dei territori. È un patrimonio sì da salvaguardare, salvare, ma non difendere in tutte le sue parti come un totem. Ieri è venuta fuori una proposta nel corso di un convegno organizzato dalla Repubblica, quella di istituire un pensatoio che rifletta attentamente su quelle che possono essere le rimodulazioni che lo adeguino ad una mutata realtà rispetto a quella della sua Costituzione.
ci sono state sì delle piccole integrazioni nel tempo, però credo sia giunto il tempo di poter rivendicare anche noi l'esigenza di una rivisitazione, però in maniera illuminata, cioè dobbiamo adeguare lo Statuto siciliano alla vita reale dei giorni attuali, non quelli dell'anno della sua Costituzione. E per gli 80 anni dell'autonomia della Sicilia una full immersion organizzata a Palermo dalla Fondazione per l'Arte e la Cultura Lauro Chiazzese nella storia dei padri statutari. Ce ne parlano i colleghi di Trapani. Come li salutiamo questi 80 anni? Facendo un omaggio a chi ha voluto l'autonomia siciliana, Alessi, Restivo e La Loggia, e soprattutto lo facciamo per fare conoscere ai ragazzi e ai più giovani che non hanno vissuto quegli anni qual è stata la storia della Sicilia. Doti quale l'etica, il senso morale, la cultura e l'intuito politico. Avvocato, questi 80 anni sono ricaduti in una fase un po' delicata, o no? Sì, ma oramai le fasi sono troppo spesso delicate. Ciò malgrado non arrendersi. Bisogna essere ottimisti, malgrado tutto quello che non va, se ognuno di noi pensasse al proprio dovere, sono io per primo che ogni tanto non ci penso, per carità, forse le cose potrebbero andare meglio, non c'è una bacchetta magica per cambiare il mondo, c'è se ognuno fa la sua piccola cosa. Professore, in questi giorni ho ascoltato quasi un festival di tanti dobbiamo, quando invece avremmo dovuto ascoltare tanti avremmo dovuto fare. Ha perfettamente ragione, io credo che l'idea che questa classe politica possa scrivere lo Statuto 2.0 mi appare francamente abbastanza impossibile dal punto di vista della qualità. Non vedo d'altra parte né professori Baviera o Salemi o Ambrosini o la levatura di una classe politica che era mossa da ideali straordinari e che doveva confrontarsi con le problematiche dell'ora, come diceva Sturzo, con la costruzione dello Stato. Voglio ringraziare tutti voi perché non immaginavo neanche lontanamente che su un tema di questo genere tante persone, tanti amici, lo posso dire, il meglio della società palermitana, credo di non essere smentito. È venuto per ascoltarci, che ci onora e ci lusinga. L'importanza è riprendere e rilanciare l'autonomia, che è stata francamente molto trascurata, soprattutto negli ultimi anni. Gli articoli fondamentali, che sono il 37 e 38, sono sostanzialmente inattuati. Porterebbero alla Sicilia diversi miliardi da utilizzare in infrastrutture e servizi. Non ne abbiamo bisogno? Com'è che mi dicono, ci sono tante cose urgenti da fare? E cosa si potrebbe fare con 6-7 miliardi l'anno in più? Non lo so, francamente sono molto deluso da questa classe dirigente fatta di ascari che vendono a Roma la possibilità di aiutare la Sicilia. Male. Fare conoscere quelli che sono i meriti di questi uomini. Oggi però bisogna interrogarsi se loro fossero ancora vivi dopo 80 anni e avessero la possibilità di vedere che tutti i ragazzi lasciano la Sicilia, che non ci sono le autostrade, che non ci sono le ferrovie, che siamo ancora una delle regioni con più alto tasso di disoccupazione. Quel sogno che avevano loro si è verificato? Sicuramente no. E quali sono le ragioni? Questo impianto costituzionale garantisce la possibilità alla Sicilia di partecipare alla distribuzione della ricchezza nazionale, se la sa utilizzare ovviamente, se la sa impiegare, se sa entrare nel circolo dello sviluppo nazionale che dipende però da tanti fattori. Il ricordo di questi personaggi che sono stati rispetto alle esigenze del tempo grandi, è il ricordo del contesto in cui hanno operato politicamente, è il ricordo di un risultato che è stato conseguita l'autonomia regionale siciliana in un contesto di mantenimento dell'unità nazionale. Oggi è importante sottolineare questo. Questo è un incontro che serve per cercare di capire quali sono le ragioni, se c'è ancora da capire qualcosa e soprattutto se si può cambiare rotta. In questo senso abbiamo voluto intitolare questo incontro Sicilia Futura nella speranza che il futuro sia diverso di quello di ora. In questi tempi che dà problemi in tutto il mondo ed anche a noi,
ci vuole coraggio e ottimismo, non tanto per noi, almeno parlo per me che ho un dato anagrafico particolarmente triste, ma pensando ai nostri figli, pensando ai nostri nipoti. E dobbiamo avere noi tutti il coraggio e l'ottimismo che è quello che ebbero Alessi, Restivo e Valoggi. In quel tempo era aperta una partita, quella di Alta, come si divideva il mondo, e la Sicilia aveva corso il rischio di essere navigante nel Mediterraneo. Quindi la battaglia fatta dalla Democrazia Cristiana, da questi tre grandi leader della Democrazia Cristiana, insieme ad Aldisio, che poi era il capo della Democrazia Cristiana in quel tempo, era la persona che De Gasperi aveva incaricato di seguire questa situazione, di gestire questa situazione, e Aldisio l'ha portata a compimento, perché il lavoro di promulgazione del decreto legislativo che approva lo Statuto dell'autonomia regionale siciliana è anteriore addirittura all'approvazione della Costituzione, un aspetto non secondario della importanza dei problemi politici che sono stati affrontati. Passiamo adesso alla cronaca. Nell'ambito dei controlli della Movida durante la notte del fine settimana, a Canicattì i carabinieri hanno proceduto a identificare 49 persone, controllare 28 autovetture, seguendo 6 perquisizioni personali e una veicolare, elevate 6 sanzioni al codice della strada per un importo complessivo di 5.699 euro. Un cittadino extracomunitario con permesso di soggiorno scaduto veniva invitato a presentarsi in questura, segnalati alla competente autorità amministrativa 2 soggetti per uso di sostanze stupefacenti di tipo hashish, deferito in stato di libertà un minore trovato alla guida di un'auto. Nel corso della perquisizione del veicolo veniva rinvenuta e sequestrata una pistola a salve calibro 9 mm, priva di tappo rosso. Nel contempo ad Agrigento i carabinieri hanno denunciato un sedicenne perché in via Pirandello, dopo aver infranto un bicchiere in vetro lanciandolo contro un portone, ha rifiutato di fornire le proprie generalità, opponendo resistenza e sputando contro i militari. E i carabinieri del reparto operativo del nucleo investigativo del comando provinciale di Catania hanno arrestato un commerciante di Racalmuto di 37 anni con l'accusa di detenzione illecita di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, trovato in possesso di 2 kg e 250 grammi di cocaina. L'indagato, dopo le formalità del rito su disposizione del magistrato di turno della procura etnea, è stato accompagnato alla casa circondariale di Piazza Lanza. Ad insospettire i carabinieri è stata una manovra sospetta del 37enne di Racalmuto alla guida di una jeep, quindi hanno fermato l'auto lungo la strada statale 121 in territorio di Mister Bianco verso Catania. L'uomo sin da subito si è mostrato molto nervoso. L'ispezione veicolare ha permesso di rinvenire sotto il sedile 2 involucri contenenti panetti di cocaina del peso di 2 kg e 250 grammi. C'è il sospetto che la polvere bianca fosse destinata a qualcuno. La droga, una volta tagliata con altre sostanze e immessa sul mercato dello spaccio, avrebbe fruttato oltre 250.000 euro. Più volte si è scagliato contro il padre, picchiandolo con calci e pugni per il rifiuto di un genitore di consegnargli 50 euro per comprare la droga. Un 20enne disoccupato agrigentino è stato arrestato dalla polizia. Data l'esecuzione dell'ordinanza firmata dal GIP del Tribunale di Agrigento, il giovane indagato per maltrattamenti in famiglia, dopo le formalità di rito, è stato posto ai domiciliari con l'applicazione del braccialetto elettronico. Il ragazzo, secondo quanto ricostruito, non sarebbe nuovo a comportamenti del genere nei confronti dei propri genitori. Nei giorni scorsi, l'ultimo episodio con una nuova richiesta di aiuto alla polizia. La procura ha così chiesto al GIP di applicare una misura cautelare per porre un freno alla spirale di terrore e di violenza. E ancora una truffa a segno nell'Agrigentino con le modalità del finto carabiniere. Questa volta a cadere nel raggiro è stata una signora 90 anni di Sciacca. L'anziana, contattata telefonicamente da un finto carabiniere che le ha raccontato di presunti guai della figlia e del genero con una banca. Il truffatore ha invitato
così la pensionata a consegnare soldi e oggetti preziosi per evitare che i parenti finissero in carcere. La donna poco dopo ha consegnato numerosi oggetti d'oro a un malvivente che si è presentato davanti alla porta di casa. Soltanto in un secondo momento ha capito di essere stata raggirata. Le indagini sono in corso per risalire ai balordi. E si è svolto nella chiesa di San Rocco ad Acireale il grande concerto per la pace, un importante momento di musica misto a riflessione e preghiera, nato per rilanciare un forte appello alla fraternità tra i popoli e al rifiuto della guerra. Le interviste. E facciamo nostre anche le parole Linea alla regia per la pubblicità. Buongiorno Ceramiche, questo è il tema dell'iniziativa che si svolgerà a Santo Stefano di Camastra per 3 giorni, giunta alla sua 12ª edizione. Ce ne parlano i colleghi di Messina. Cresce l'attesa per la 12ª edizione di Buongiorno Ceramica 2026, la grande festa diffusa dedicata all'arte ceramica italiana che ancora una volta unirà città e borghi da nord a sud del paese in un lungo weekend all'insegna della creatività, della tradizione e della valorizzazione dei territori. Per 3 giorni piazze, vicoli storici, musei, botteghe artigiane e laboratori si trasformeranno in palcoscenici a cielo aperto, dove la ceramica diventerà protagonista assoluta attraverso un ricco calendario di appuntamenti capace di coinvolgere visitatori di tutte le età. 45 città con una storia diversa, ma uniti da una passione, la passione per la ceramica, una passione che viene da lontano e che oggi cerchiamo di raccontare con le parole giuste. In queste 45 città vedrete con Buongiorno Ceramica una produzione importante, una produzione che è ora tradizione, ora innovazione e contemporaneità. Allo stesso tempo vedrete come gli istituti scolastici, i musei, i luoghi delle città entrano nel mondo dell'artigianato e viceversa. Sarà una grande occasione per scoprire un grande patrimonio della nostra nazione. Sarà un viaggio emozionante tra materia e creatività dove il gesto dell'artigiano diventerà racconto e condivisione. Le antiche tradizioni locali dialogheranno con le nuove tendenze artistiche creando un ponte ideale tra passato e futuro, tra identità culturale e innovazione. È un'occasione unica per cittadini, turisti, visitatori e appassionati
di conoscere la ricchezza del patrimonio artistico, culturale e produttivo della nostra ceramica. Attraverso più di 500 eventi tra laboratori, performance, visite guidate, tutti avranno la possibilità di respirare l'arte, la cultura e la creatività che questo Festival della Ceramica ci regala nel mese di maggio. Un evento capace di trasformare la ceramica in linguaggio universale di bellezza, incontro e partecipazione, richiamando appassionati, turisti e curiosi in un'atmosfera di festa che celebra l'autenticità dell'artigianato italiano. Vediamo adesso un'ampia panoramica della domenica di calcio curata dal collega Carmelo Lentini. Tra gli avvenimenti più importanti quello dell'Akragas che conquista la finale regionale dei playoff contro la Ionica, vinta ai calci di rigore. La scorsa domenica si sono disputate alcune finali riguardanti i playoff. In Serie D ci sono voluti i tempi supplementari a Caltanissetta per decretare il salto negli spareggi nazionali tra Nissa e Regina. La gara è stata molto combattuta, a tratti spigolosa, ma senza reti dopo i 90 minuti e i tempi supplementari. Per migliore posizione finale ottenuta a conclusione della regular season è la Nissa del tecnico Ciccio Di Gaetano ad andare avanti nella competizione. In promozione invece ci sono voluti i calci di rigore per accedere alla finalissima playoff di promozione tra Akragas e Ionica, a conclusione di una gara tirata ma mai sopra le righe. Molto più esperta la compagine dei tempi, ma ugualmente forte e ben organizzata quella peloritana che non ha mai tirato i remi in barca. Al 90° minuto, dopo alcuni minuti di recupero, l'arbitro fischia la fine del tempo regolamentare ed avvia così i tempi supplementari. Fioccano le sostituzioni, in campo forze fresche per entrambi gli schieramenti, per dare maggiore impulso alla gara. C'è molto caldo, si susseguono i break per permettere alle due squadre di dissetarsi. Entrambi gli schieramenti non stanno certo lesinando gli sforzi, nonostante la fatica. Nulla di fatto anche dopo il primo tempo supplementare, le squadre appaiono stanche e dopo 15 minuti si arriva alla lotteria dei calci di rigore. Si impone l'Akragas per 3-2 che trasforma dagli 11 metri con Gatto, Tel Lopez e Jama. Dal dischetto un errore di Cipolla. Sugli scudi il portiere Flavio Manna che neutralizza 2 rigori. L'Akragas giocherà la finale di promozione contro la vincente di Orlandina Valderice. Quest'ultima infatti ha pareggiato 2-2 con il Gemini e transita così per migliore piazzamento nella regular season.
E questo è tutto per TV Notizie di oggi. Vi ricordiamo che i nostri programmi si possono vedere in tutta Italia sul canale 268 del digitale terrestre, in streaming sul sito www.televideoagrigento.tv e il telegiornale sul canale 93 di Via Sicilia alle 15, alle 20 e la replica alla mattina alle 9. I nostri servizi inoltre si possono visionare sul canale YouTube di TVA Televideo Agrigento. E questo è tutto per oggi e vi auguriamo una buona serata.